Buongiorno a tutti. Allora, ho il piacere oggi di aver, posso dire, coronato quello che è stato un po' un sogno che risale verso la fine di novembre, mi pare fosse il 28 novembre, quando sono stata invitata alla cerimonia per i festeggiamenti dei 10 anni di Ville Venete for You da parte del Consorzio Ville Venete, nella persona della sua presidente Elisabetta Fogarin, che è presente oggi e che saluto. E durante l'intervista mi venne chiesto: ma lei, Presidente, che cosa vorrebbe fare per innovare in questo sistema delle ville, per dare risalto a questa realtà? E io, senza pensarci un attimo, così di getto, dissi: ma l'ITS, vedrei bene questa cosa, però non avevo ancora l'idea di come muovermi, ecco, pur conoscendo questa realtà importante. E devo sottolineare che all'importanza di questa realtà non corrisponde tuttavia un interesse da parte degli organi scolastici, che dovrebbero incentivare l'iscrizione a questi istituti, che sono istituti post diploma, che donano proprio la possibilità di intervenire in modo fattivo, con una preparazione specifica in molti campi. Noi ce l'abbiamo qui nel Veneto ad Asiago, ce l'abbiamo a Jesolo, c'è a Chioggia, a Venezia, quindi non so se ne ho saltato qualcuno, ma poi ci sarà la dottoressa Scopel che sarà più precisa di me nel seguito sicuramente. Quindi voglio dire, ecco, la figura degli ITS meriterebbe sicuramente un'attenzione particolare che al momento non ha. E io approfitto di questa conferenza stampa anche per lanciare un appello vero e proprio a tutti i dirigenti scolastici, a tutti gli insegnanti degli istituti del Veneto, affinché si rendano conto e possano toccare con mano l'importanza assoluta, perché poi si parla di innovazione, ma quando c'è l'innovazione poi non viene sfruttata e non viene divulgata, questo è davvero un peccato. Anche perché so che comunque chi sta ai vertici dell'amministrazione degli ITS, in modo particolare il presidente Schiavone, la dottoressa Scopelle e tutto il team, danno sempre massima disponibilità per andare appunto negli istituti a spiegare in modo dettagliato quali sono appunto gli scopi e le possibilità che fornisce questa figura. Allora, all'interno quindi del Master ITS Academy Turismo Veneto ho pensato che mancava un percorso che permettesse in modo particolare alle nuove generazioni di conoscere quello che sta alla base del nostro patrimonio culturale. E dunque, essendo io presidente di una commissione che interagisce con l'Istituto Regionale Ville Venete, e saluto e ringrazio per la presenza il suo presidente, professor Amerigo Restucci, ho pensato perché appunto non proporre l'inserimento delle ville venete all'interno del percorso degli ITS Academy Turismo. Allora, anche per dare la possibilità alle nuove generazioni di non essere solo degli spettatori, ma di gestire i luoghi culturali, i luoghi del territorio in cui essi vivono. Perché, guardate, e apro e chiudo la parentesi, se noi non facciamo attenzione a ciò che riguarda il preservare i nostri siti migliori, la nostra cultura, i nostri beni, succede che di questi beni se ne occupa qualcun altro. E allora
io andrei a visitare, andrei a divulgare la cultura delle nostre ville piuttosto che quella delle moschee. E di questo dobbiamo essere tutti ben consapevoli. Ci dobbiamo anche difendere a questo punto. Ecco ancora una volta l'importanza non solo dell'inserimento delle ville venete nel percorso ITS, ma dell'ITS in modo particolare, che è fortemente ancorato al territorio, in questo caso alla nostra regione, alla regione Veneto. Allora, le ville venete per troppo tempo sono state considerate un qualche cosa di particolarmente elitario, vorrei dire, al di fuori del contesto sociale. Invece la Villa Veneta è un luogo di incontro di pensieri e di culture. Addirittura, oserei dire, potremmo prenderla anche come esempio di un welfare che non c'è più. Nel senso che all'interno della Villa Veneta, la Villa Veneta intesa come un piccolo villaggio dove non c'era solo il proprietario, ma dove vivevano anche le persone che ci lavoravano, che producevano, perché la villa è anche un centro di produzione. Lo vediamo ancora adesso. E allora ecco che c'era all'interno della villa chi si prendeva anche cura dei figli, delle famiglie di chi ci lavorava, di chi lavorava nei campi, e comunque veniva, in ogni caso, veniva accolto in questa grande comunità. Quindi anche un esempio da dare proprio ai giovani del concetto di cura. Quindi i giovani avranno l'opportunità di conoscerle. E qui c'è un altro concetto molto importante. Se non si conosce, non si può neanche capire dove si deve intervenire, ma se non si conosce, non si può neppure capire di che cosa si deve avere cura e dell'importanza stessa del concetto del prendersi cura. Perché guardate, tutto gira sempre attorno al concetto del prendersi cura, ma il prendersi cura non prescinde dall'amore per un qualcosa, in questo caso per il nostro territorio, e non prescinde ovviamente dalla conoscenza, e quindi andiamo sempre a ricadere in quel concetto di amare il proprio territorio, prendersene cura, perché solo così potrà essere tramandato. Perché tutto quello che non viene tramandato alla fine muore. E noi questo non lo possiamo assolutamente permettere. Quindi il percorso ITS, che è un percorso di alta formazione in collaborazione con la Regione Veneto e insieme a una rete di partner qualificati e territoriali, è lo strumento, uno degli strumenti, ma al momento mi viene in mente che è lo strumento che incide di più, perché incide sulla formazione, a tal punto che mentre così stavo preparando un attimo su questa conferenza stampa, mi è venuto in mente una sorta di slogan che potrebbe essere: conoscere il passato per creare il futuro. Penso che sia questo il vero concetto e la motivazione per cui ci troviamo qui oggi. Quindi patrimonio, tecnologia, comunità, per creare un dialogo con le nuove generazioni su temi che sono strategici: la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, la sostenibilità e l'accessibilità. Tutto questo però senza dimenticare una cosa importante, che la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale in ogni caso, seppur sono determinanti, non sono mai sopra quello che è il fattore umano. Siamo sempre noi che dobbiamo dirigere dove vogliamo andare. Quindi la capacità di conoscere, di raccontare, di coinvolgere al centro del nostro sistema
che è il sistema turistico. Il digitale si potenzia, ma non sostituisce la mente umana. Ecco dunque che le ville venete diventeranno proprio quegli spazi dove i giovani sperimentano, creano e raccontano. E questo è il nostro concetto del turismo, di un turismo che evolve senza lasciare indietro nessuno. Grazie. Allora, chiamerei ora il presidente dell'ITS Academy Turismo Veneto, il dottor Massimiliano Schiavone. Prego. Eccoci, buongiorno a tutti. Grazie Presidente Scatto non solo per l'invito ma anche per la passione con cui ha aperto questa conferenza stampa su dei temi a noi molto cari. Approfitto ovviamente non solo per ringraziare per l'invito ma anche della presenza il Presidente dell'Istituto regionale delle Ville Venete, il professor Restucci. È un piacere averlo qui a testimoniare oggi questa giornata, così come anche Elisabetta Fogarin, Presidente del Consorzio delle Ville Venete, e Pamela Bettiol, la direttrice dell'Associazione per le Ville Venete. Sono qui accompagnato anche dalla mia direttrice della Fondazione ITS Turismo Veneto, Enrica Scopel. E devo dire, vi racconto un'avventura iniziata 12 anni fa ormai, che è questa formula degli ITS innovativa per il nostro paese, un po' meno innovativa per altri paesi nostri concorrenti a livello europeo. Però come spesso accade, a volte noi partiamo dopo, ma riusciamo a fare le cose anche meglio, evidentemente. Siamo in una fase di start-up, i numeri non sono ancora molto elevati dei nostri corsi in generale, anche la intendo come rete degli ITS del Veneto, però quello del turismo io credo che per la Regione Veneto sia davvero un fiore all'occhiello, non solo perché è legato alla leadership che la Regione Veneto detiene in termini di presenze, ma anche proprio per tutti gli elementi che l'offerta turistica oggi contiene e noi in qualche modo cerchiamo di valorizzare. Ricordiamo che questo acronimo ITS, tra l'altro un nome molto difficile, no, da far conoscere già di per sé, però tutto sommato oggi comincia a accreditarsi in maniera positiva, se non altro per il numero di ragazzi che trovano occupazione ancora prima di finire il secondo anno del master, quindi a seguito dell'esame di Stato. E continuo e non mi stancherò mai di segnalare questo aspetto come un elemento fondamentale, sinonimo anche di coerenza tra la formazione e le aspettative delle aziende che poi assumono questi ragazzi. Ed è con grande orgoglio che a distanza di un anno dall'avvio del corso, che in qualche modo oggi stiamo qui, il master in arte e cultura, intelligenza artificiale e innovazione digitale, ho usato tutti i termini volutamente italiani, perché va bene l'acronimo in inglese, perché il marketing a volte lo richiede. Però un po' di amor di patria, no? Ci vuole, è giusto che ci capiamo anche su quello che stiamo facendo. A un anno di avvio del corso di questo master, con ottimi risultati in termini di iscrizione, è con un certo orgoglio che tra un anno noi immetteremo nel, consentitemi il termine, del mercato del lavoro questi ragazzi che si sono con entusiasmo iscritti a questo nuovo corso. Era un tassello che mancava all'ITS. Ci siamo sempre occupati di ospitalità, hospitality management, di food and wine, che sono comunque elementi importanti dell'offerta, però mancava un elemento che li mettesse tutti assieme, che li coordinasse, ed è proprio il tema della cultura. E quindi su questo io credo che abbiamo una sfida importante in questo momento, peraltro con dei partner straordinari, li ha citati la Presidente Scatto poco fa, cioè avere la possibilità di un contenitore già di per sé ricco di contenuti come quello delle Ville Venete è sicuramente un ingrediente che ci agevola molto la mission che abbiamo. Oggi le competenze digitali non sono più un'opzione, ma sono un veicolo di innovazione che ha di per sé anche un altro obiettivo, quello di avvicinare, riavvicinare i giovani verso il nostro settore con uno storytelling, consentitemi questa volta l'inglesismo, positivo,
una volta ogni tanto, di un settore che si sta spingendo verso l'innovazione, ma soprattutto che sta mettendo al centro la formazione degli operatori e la competenza. Ma non solo, i giovani, perché la generazione Z, sappiamo, è in un momento in cui molto spesso parla un linguaggio distante, no? Da quello che, diciamo, era il linguaggio a cui eravamo abituati con le generazioni precedenti, e questo ha creato un po' un distacco. Ecco che grazie a questi temi di innovazione, a queste nuove tecnologie che stiamo utilizzando, ricordo, noi siamo stati assegnatari anche dei fondi del PNRR in modo consistente, come un po' tutte le fondazioni del Veneto, e abbiamo acquisito anche tutta una serie di tecnologie importanti di cui ne vedremo gli sviluppi nei prossimi mesi, non voglio dire anni, nel momento in cui i ragazzi con queste competenze entreranno nelle aziende. E allora ecco che voglio dire che questo corso, legato un po' alla cultura, è anche un modo per insegnare a questi ragazzi a capire che la cultura non è intanto un elemento ad appannaggio di pochi, ma può essere uno straordinario veicolo anche di crescita professionale, di grandi occasioni anche di crescita professionale. E c'è un passaggio che mi è piaciuto molto della Presidente Scatto e che io lo riprendo reinterpretandolo un po'. Noi dobbiamo fare innovazione sì, ma nel solco della tradizione, per non perdere quella che è la nostra identità di territorio. Ecco, cercare di comunicare queste cose, far conoscere un prodotto per poi saperlo poi raccontare al mercato e a chi lo vorrà acquisire, credo che è uno dei nostri principali obiettivi. E devo dire che rendere protagonisti i giovani sarà anche una straordinaria occasione per riavvicinarli al nostro settore. Quindi io sono molto orgoglioso del percorso che abbiamo fatto. Vi ricordo che l'ITS Turismo Veneto è, credo, leader ormai da diversi anni nel settore del turismo a livello nazionale per i numeri che è riuscito a sviluppare e per i tassi di occupazione in uscita di questi ragazzi. Vuol dire che tutto sommato abbiamo costruito veramente un buon prodotto sul tema della formazione e delle competenze. Ecco, adesso quello che dobbiamo fare è accompagnare un po' le aziende a capire cosa stiamo facendo, a farle entrare più in ITS, a convincere le scuole e soprattutto gli istituti professionali a non temere che noi non siamo un concorrente né dell'università né delle scuole professionali, ma siamo, diciamo, un elemento che va a valorizzare ulteriormente quelle che sono forse le aspettative dei ragazzi per entrare nel mondo del lavoro. Io personalmente faccio l'imprenditore e concludo il mio intervento confermando e testimoniandovi il grande entusiasmo e la grande crescita che abbiamo avuto grazie all'ingresso di questi giovani nei nostri organici. Oggi io ho diversi ragazzi e ragazze che occupano posizioni apicali a distanza di soli 3-4 anni dal loro ingresso in azienda e hanno dato un grandissimo contributo. Ecco, mi aspetto che anche questo progetto, che darà un grande impulso al prodotto Ville Venete, ma soprattutto al tema della cultura della nostra regione, sia un passaggio fondamentale, strategico ed importante. Una sfida importante, e laddove ci sono queste sfide ITS non si è mai tirato indietro. Quindi questo è il nostro obiettivo, lo faremo con grandissimo entusiasmo e con grande responsabilità, perché stiamo forse lavorando in questo momento con la materia prima più importante in assoluto, il capitale umano e le nuove generazioni. Grazie. Grazie Presidente Schiavon. Insomma, abbiamo capito che c'è un grande lavoro, ma prima del grande lavoro c'è quello che rende possibile il grande lavoro, che si chiama, è solo una parola, si chiama passione e si chiama crederci sempre. Quindi mi sento anche di ringraziare per tutto il lavoro che finora è stato svolto. Chiamerei io ora la direttrice dell'ITS Academy Turismo Veneto, la dottoressa Enrica Scopel. Buongiorno a tutti. Eccomi a presentarvi rapidamente i contenuti del percorso Master biennale che vedete qui, Master Art and Culture AI Digital Innovation, un percorso di 2 anni, quindi un biennio articolato in 1800 ore che alterna 500 ore d'aula a 400 ore di stage sui 2 anni,
e termina soprattutto con un esame di Stato, un esame con commissione ministeriale. L'importanza di un percorso legato al settore dei beni culturali, ça va sans dire. La fondazione in realtà esiste dal 2011 e per 14 anni abbiamo sviluppato master in ambito turismo, quindi in ambito hospitality, marketing, management, in ambito food and wine tourism, e ora ci siamo aperti all'ambito dei beni culturali perché l'esigenza è proprio, come diceva il presidente Schiavon, avvicinare i giovani a questo settore attraverso uno strumento che loro riconoscono, perché prima ancora del bene culturale loro riconoscono la tecnologia con cui questo bene culturale viene fatto utilizzare. La fruizione, l'experience per loro sono importantissimi e di questo noi ci occupiamo all'interno di questo percorso di master. Lo facciamo insieme alle aziende. Le fondazioni ITS hanno questa peculiarità rispetto agli enti di formazione tradizionale scolastico, ovvero lavorano con le aziende già nella progettazione dei percorsi. Quindi tutti gli stakeholder sono coinvolti. Il fatto di avere qui oggi i principali stakeholders del mondo delle ville venete è una grande soddisfazione per noi, perché in questo modo noi già che avevamo un'unità formativa dedicata all'ambito, riusciamo a rafforzarlo insieme agli attori del settore. Quindi non solo tutto il mondo museale, teatrale, del mondo del cinema, tutti gli enti culturali che creano indotto legato alla messa a sistema e fruizione del prodotto e dell'attività culturale, ma anche oggi le ville entrano, come dire, in maniera importante all'interno della progettazione del percorso ITS che partirà a ottobre. Noi abbiamo le preiscrizioni aperte, le selezioni si faranno già dalla prossima settimana. Il sito itsturismo.it racconta il percorso, i suoi contenuti, ma vi dà anche nota rispetto a quando ci saranno e dove le selezioni, nel mese di luglio nel campus di Jesolo. Preiscrizioni aperte e selezioni aperte a tutti coloro che hanno un diploma di scuola secondaria di secondo grado, non soltanto ai neodiplomati, ma anche a persone che magari già lavorano all'interno di queste aziende e vogliono crearsi, come dire, un upgrade formativo. Anche questo può essere uno strumento, come prima Scatto parlava di welfare aziendale, anche questo può essere uno strumento di welfare aziendale. Quindi se gli enti, le associazioni e le aziende volessero garantire ai loro dipendenti un percorso di questo tipo, è un percorso abbastanza snello, perché come dicevo in aula si sta 4 mesi, quindi le prime 500 ore, e gli stage curriculari, gli internship in Italia e all'estero si fanno di 400 ore. Questo permette di avere libera tutta l'estate per come dire, rafforzare o il legame nell'azienda di stage o implementare le proprie competenze professionali per ritornare appunto in aula l'ottobre successivo. Se ci sono domande o richieste da parte del pubblico, se no io lascerei la parola a Scatto per gli interventi successivi. Una domanda ce l'avrei, più che una domanda, volevo approfittare di questa occasione per dire come possiamo fare per agganciare gli istituti, cioè a livello divulgativo, cioè voi che cosa fate adesso per avvisare i vari istituti che che c'è questa realtà importantissima, secondo me? Allora, noi lavoriamo con l'attività di orientamento in maniera principale, che è un orientamento a più livelli. È un orientamento diretto in cui entriamo nelle scuole, sempre coordinati, livello successivo, alla rete degli ITS del Veneto. Sono 8 fondazioni che sviluppano master di questo tipo in ovviamente 8 settori merceologici diversi. E poi abbiamo tutta l'attività dell'orientamento one-to-one che sviluppiamo noi. Nelle scuole noi entriamo attraverso i nostri orientatori, contattando ovviamente il referente per l'orientamento. È un'attività certosina, fatta di rapporti che si sono creati e tessuti negli anni,
che adesso sono coordinati da un sistema di network delle 8 fondazioni, grazie a cui riusciamo a dividerci le scuole in cui entriamo e a entrare, come dire, in maniera sistemica come fondazioni ITS del Veneto. L'ideale sarebbe una organizzazione da parte delle scuole già dal mese di settembre, con una programmazione degli interventi degli ITS, soprattutto gli ITS di filiera, perché è corretto che all'interno delle scuole specifiche entrino gli ITS della propria filiera o comunque abbiano un peso all'interno di questo network di orientamento, in modo che i ragazzi siano invitati a conoscere gli ITS come un prodotto formativo esattamente della stessa famiglia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, perché noi siamo una fondazione voluta, creata dall'allora MIUR e dall'oggi MIM, quindi noi siamo una fondazione ministeriale. In realtà poi viviamo una vita privata perché, come avete visto, abbiamo un presidente imprenditore, come tutti i presidenti delle fondazioni ITS del Veneto, ci gestiamo in maniera autonoma con finanziamenti ministeriali, questi ultimi 2 anni PNRR, e regionali. Regione del Veneto crede fortissimamente e forse anche attraverso l'ufficio scolastico regionale potrebbe essere, come dire, utile e proficuo appunto attraverso di loro un ingresso all'interno delle scuole. Bisognerebbe forse sistematizzare di più, Presidente, il fatto che gli ITS entrino nelle scuole come fosse una parte della programmazione scolastica annuale. Coinvolgendo, mi pare di aver capito, l'ufficio scolastico regionale in modo più diretto, quindi contatteremo il... Già l'ufficio scolastico regionale si presta, quindi credo che troverà terreno fertile. Giusto, io credo, visto che già si presta, e poi abbiamo insomma il dottor Bussetti che è sempre aperto alle iniziative, bisognerebbe riuscire a preparargli uno schemino già preconfezionato, a dire guarda, da settembre andiamo lì, contattiamo gli insegnanti che fanno orientamento e insomma ce l'avrei ben chiara io la cosa. Vabbè, magari lo coinvolgeremo, lo chiameremo magari con la tua disponibilità, con la vostra disponibilità anche ad un incontro, così iniziamo a lavorarci un attimo. Noi la ringraziamo perché tutto aiuta in un momento come questo. Sì. Come diceva lei appena iniziato la conferenza stampa, il prodotto ITS è un prodotto di grande valore, in questo momento abbiamo raggiunto i 22.000 studenti in Italia, però purtroppo è abbastanza poco conosciuto, anche perché non esisteva nell'immaginario collettivo dei genitori, dei figli che oggi possono iscrivere i ragazzi all'ITS e quindi non è un prodotto preso in considerazione. Quindi è la conoscenza, ancora una volta, di questo prodotto formativo che può fare in modo di farci, come dire, crescere di più anche come consapevolezza e diffusione all'interno del territorio. Giusto per dar conto e chiudere l'anticipazione che aveva fatto lei rispetto alle sedi, noi le nostre sedi dei prodotti turismo le abbiamo a Jesolo, dove abbiamo il campus, dove abbiamo 2 corsi diversi, e poi c'è Belluno, Asiago, Bardolino, Verona, Abano Terme, abbiamo Treviso e Venezia, con questo corso dedicato tutto al prodotto e all'attività culturale. Apriremo a Chioggia a ottobre, quindi un corso nuovo che partirà, e apriremo anche a Verona un nuovo corso sugli eventi sempre a ottobre. Quindi noi ci stiamo espandendo, stiamo lavorando, però per lavorare abbiamo bisogno del capitale umano che accresca anche, come dire, la numerosità delle presenze e quindi l'efficacia poi rispetto all'inserimento all'interno delle aziende. Bene, grazie. Di carne al fuoco ce n'è tanta, di lavoro sempre tanto, non si finisce. Allora, se il professor Restucci, che ci onora oggi della sua presenza, ci vuole dare un contributo, prego professore. Intanto la ringrazio perché so che aveva altri impegni
e quindi il fatto di averla qui non fa che accrescere l'importanza di questa iniziativa. Quindi grazie davvero. Grazie a voi, perché è talmente stimolante le cose che ho sentito che non so fino a che punto riuscirò a dire delle cose utili. Solo per fare ordine con i miei appunti, a me pare di capire che con ITS si punta alla formazione di persone che possano ulteriormente implementare le curiosità nei confronti dei beni culturali o della ricchezza molto variegata di quello che il Veneto offre. Se questo approccio è corretto, ben venga una cosa di questo genere. Quindi l'idea che si possono creare operatori che potranno, nelle varie sedi nei quali potranno, dopo il loro diploma o quello che è, essere impiegati nelle varie strutture che supereranno evidentemente le strettoie del singolo luogo, ma si allargheranno anche a una visione regionale, insomma. E questo, dal mio punto di vista, non farebbe altro che implementare quella che è l'offerta turistica, quella che noi offriamo ai turisti, che a me piace chiamarli viaggiatori da interessare. È un'occasione come questa, è proprio quella di, a coloro che si avvicinano alle varie situazioni regionali, di offrire una conoscenza di quello a cui vanno incontro. Nel mio piccolo, con il direttore dell'Accademia di Venezia, col presidente Manieri, abbiamo cercato di creare delle curiosità rispetto a quello che vedono in accademia. Per esempio, dietro al bellissimo quadro di Cima da Conegliano, la Madonna dell'Arancio, dietro alle figure di santi ci sono una villa veneta e un castello riconoscibili, e sotto abbiamo scritto Madonna dell'Arancio con paesaggi veneti da Cima da Conegliano visitabili. È un po' velleitaria la cosa, però stimoliamo che chi poi porta avanti le persone a visitare l'Accademia possa creare queste curiosità. E l'iniziativa odierna mi pare che vada nella direzione di implementare quella che è l'offerta di turismo del Veneto. Qui mi sembra l'abbia ricordato Schiavone l'importanza del turismo del Veneto, però ricordo qui che bizzarramente una città come Venezia è al 6° posto come visita di persone che vengono a incrociarla, ed è un luogo così magico e importante, perché è preceduta nel numero di visite, questo nei dati che ci danno le Camere di Commercio e il Ministero dei Beni Culturali, dalle visite che fa il Colosseo, i Fori Imperiali, i Musei Vaticani e gli Uffizi di Firenze. Evidentemente questi sono attrattori opportunamente coniugati con una formazione. E da allora sono state richiamate per più versi le ville. L'istituto che io presiedo, ma c'è una struttura con un direttore, 2 architetti, insomma una struttura che funziona. Il mio ruolo di presidente è quello solo di orientare alcuni percorsi. Siamo un'istituzione pubblica che ha però una storia che nasce da lontano, dai tempi nei quali fu inventata l'idea che la Villa Veneta fosse un elemento di qualificazione della storia del Veneto da Mazzotti negli anni 70. E però siamo 3.800, delle quali però è bene ricordarlo a me stesso che 1.350 sono vincolate dal Ministero dei Beni Culturali, quindi quando si fanno trasformazioni bisogna fare i conti con un vincolo che non è un vincolo che delimita e limita quella che è la possibilità di essere la villa stessa guardata con curiosità, ma aiuta quelle che sono le trasformazioni che intersecano quello che è il modo di vivere la villa. E le ville, piacere qui ricordarlo a noi stessi, che non sono solo l'architettura, ma anche i contesti che gli stanno attorno, intorno ai quali noi stiamo portando avanti un discorso di valorizzazione dei paesaggi di villa, che potrebbe essere anche questo un tema di approfondimento nel corso che voi portate avanti, se non è anomalo. Anche perché quando Palladio, preso per mano come un giovane lapicida ventenne, portato prima a Roma nel Cinquecento, dove scopre quelle che erano le vestigia romane, viene colpito da elementi particolarmente intriganti, l'arco di Costantino, di Massenzio, tanto che nelle ville palladiane ritorna questo tema del timpano con colonne triangolari, cosa che la ritroveremo in quasi tutti gli schemi palladiani. Però Palladio è anche portatore di colture,
perché nel momento in cui Palladio progetta, e quindi non sono solo le vizie dell'ozio della nobiltà o dei ricchi, ma sono anche interventi imprenditoriali per il Cinquecento, tant'è che Palladio è portatore di quelle che sono le colture nuove che arrivano in Europa e nel Veneto e a Venezia, sono le colture che arrivano dopo la scoperta dell'America. Ripenso al pomodoro, alla patata, che vengono introdotte in quello che sta attorno alle ville, tant'è che gli edifici delle barchesse o delle vittuarie servono proprio a raccogliere questi prodotti. E noi stiamo valorizzando anche questi edifici che sono contestuali con la qualità della villa. Ed allora ci sono tanti temi che possono essere presi per mano. Abbiamo portato avanti con i dirigenti scolastici un incontro con i professori, non soltanto delle scuole medie e superiori, ma anche con i maestri elementari, anche se sono stati più curiosi, a cui abbiamo proposto dei temi da raccontare ai loro alunni, i temi inerenti evidentemente di che cosa sono portatrici le ville venete nel loro percorso di qualificazione. Allora i temi sono molteplici, noi siamo disponibili a essere, si diceva una volta, compagni di strada, e quindi siamo nella situazione nella quale i termini che sono stati ricordati all'inizio da Schiavone, cioè la sostenibilità, la partecipazione, mettersi in ascolto, non facciamo altro che le ville possono essere questi contenitori di cultura, come stiamo facendo in questo momento. Abbiamo in animo, adesso lo stiamo programmando, siamo quasi in una fase conclusiva, un convegno sulle colture che sono state portate avanti dal Cinquecento in avanti col Ministero dell'Agricoltura e l'assessorato regionale all'agricoltura, per vedere quali sono le colture che nascono nel Cinquecento e a che punto sono oggi nel modo in cui sono lette come colture innovative. Allora si sposa quindi l'uso del territorio anche all'uso dell'architettura. E qualcuno che mi ha preceduto, preso un appunto, ha detto il passato nutre. A me viene in mente di ricordare Machiavelli, quando nella introduzione del principe, che dedica non a caso a Lorenzo il Magnifico, dice: questo serve a spiegare al principe come si può comportare per portare avanti sistemi di etica civica e culturale, ma guardando al passato, perché è il passato che ci permette di andare avanti per il futuro. Ecco, le ville nella loro complessità in natura, nella numerosità, ovviamente al numero si può accompagnare anche la qualità, possono essere dei soggetti interessanti per essere, come ho detto prima, dei compagni di strada, e siamo disponibili a illustrare ulteriormente le cose. Abbiamo fatto, quindi mi vergogno un po' nei confronti dell'ITS, un corso di informazione nei confronti dei proprietari per dire che dovevano preparare delle figure che a chi si avvicinava alla villa erano in grado di raccontare quello che c'era dentro. E quasi tutti i proprietari ci hanno fornito delle figure alle quali noi abbiamo fatto. Anche io nel mio piccolo, avendo insegnato storia per 40 anni, ho fatto delle lezioni e abbiamo individuato delle figure che quando si arriva in una villa raccontano che cosa è la villa, quello che c'è dentro. Ripenso a Villa Maser con i cicli del Veronese, ma anche nella villa dove c'è la mia residenza di lavoro, dove c'è un ciclo di affreschi laici con storie di Giunone e di Enea, e quindi chi arriva vede la villa, ma anche questa figura. Ora, ho detto prima, mi vergogno verso l'ITS, l'abbiamo formata in maniera embrionale, però ciascun proprietario di villa, quando arriva qualcuno, è in grado di trovare questa persona che gli spiega in maniera meno improvvisata quello che stanno per vedere all'interno della villa. Quindi, evito di ripetermi, ci sono delle cose col concetto, poi l'ha detto chi mi ha preceduto, il concetto di bene culturale. Dobbiamo individuare che cos'è un bene culturale in questo momento, che non è solo l'edificio di particolare importanza stilistica e storica, ma è anche l'edificio che si incontra, che può essere valorizzato, perché le ville, accanto a quelle che ho detto così importanti, i miei colleghi dicono che di Palladio sono 11, dal mio punto di vista sono soltanto 7, proprio quelle firmate da Palladio, però poi ci sono delle cose che chiamiamo ville, sono solo degli oggetti che hanno una loro volumetria e che vanno scoperti come beni culturali se li si sa valorizzare. E credo che il corso che voi avete proposto oggi, che saluto con molta curiosità, può essere proprio un modo di formare persone che illustrano la diversità dei beni culturali. Grazie. Grazie professore. Allora, so che c'è
in sostituzione, in rappresentanza della Presidente di Associazione Ville Venete Collalto, la dottoressa Bettiol. Non so se vuole dirci qualcosa o no. Lo stesso dico, prego, Elisabetta Fogarin, Presidente del Consorzio Ville Venete. Sì, grazie Francesca. Sicuramente oggi siamo qui per il tuo impegno, per la parola data. Non sempre succede quando nasce un'idea da un incontro, e devo ringraziare per la tua concretezza, per aver messo insieme tutte queste realtà che sono delle realtà di primissima qualità della nostra regione, e che non faranno altro che portare luce alle ville venete, e quindi questa cosa a me sta a cuore particolarmente, perché il consorzio è nato 10 anni fa e, come altre associazioni che coinvolgono le ville, vogliono mettere, diciamo, in evidenza la Villa Veneta, l'importanza che questa ha nel paesaggio della nostra regione, della cultura della nostra regione. E quindi questo passaggio è davvero importante, anche perché il consorzio che rappresento è fatto da Ville Impresa, e c'è stato un termine che sia la Presidente Scatto che il Presidente Schiavon hanno ripetuto, che è quello dell'amore e la passione. Le cose le ami se le conosci, hai passione se le conosci. Riscontriamo spesso che le nuove generazioni sono staccate dalla conoscenza delle ville venete, del nostro territorio, della storia. E questa cosa ovviamente dispiace molto, perché quando noi che abbiamo appunto imprese turistiche, quindi hotel, bed and breakfast, ristoranti, musei, quando accogliamo il turista che viene a conoscere, a visitare le nostre ville, manca spesso quella figura di cui faceva anche cenno il professor Restucci, che conosca a fondo la nostra villa o la nostra storia, la nostra realtà. Quindi avere delle persone che vengono preparate attraverso l'ITS, che tra l'altro ha una dislocazione tale quale a quella delle ville in tutta la regione, quindi c'è veramente potrà essere un'attività congiunta di successo, perché veramente copriamo tutti, entrambi copriamo il nostro territorio, e quindi avere una figura che conosce ma anche impara a gestire delle attività all'interno delle ville, perché vorrei puntualizzare che non esistono più gli aristocratici, i nobili che per passione acquistano o posseggono la villa e si possono permettere di non fare un'attività all'interno, perché comunque la gestione, il restauro, la manutenzione costa tantissimo, e gli imprenditori che svolgono un'attività all'interno di queste ville hanno una doppia attività, che è quella di svolgere la loro attività specifica e quella di mantenere un bene storico, culturale, architettonico che richiede quotidiana cura. E quindi questo determina il fatto che debbano amare, debbano avere una passione particolare, perché davvero è molto impegnativo. Il fatto che ci venga data una grande mano creando delle figure che possano amare, che possano aiutare gli imprenditori da questo punto di vista, ovviamente per noi è un successo enorme. Quindi desidero nuovamente porre i miei ringraziamenti per l'impegno, ma anche per la dottoressa Scopelle, per il presidente Schiavona, che hanno accolto questa tua proposta, e noi non potremo che farci partecipi di promuovere l'ITS, perché credo che sia davvero un percorso che possa aiutare a creare quelle figure che in questo momento mancano per poter gestire le nostre attività, le nostre imprese. Quindi grazie mille per l'impegno e per la determinazione. Grazie.
Vorrei poi dire che, Elisabetta, noi nella nostra Riviera del Brenta ci sono anche poi degli istituti alberghieri, per cui diciamo viene facilitata, insomma, anche data la presenza proprio diciamo in numero insomma interessante di ville in ogni caso. Io, se non ci sono altri interventi, volevo ringraziare veramente di cuore tutti coloro che hanno reso possibile non solo questo momento di riflessione, mi piace definirlo così, ma soprattutto l'andare avanti con la progettualità, perché è vero sì che, Elisabetta, mi è venuta in mente questa cosa, ma ho trovato un'immediatezza nel riscontro che, dicevo prima, non è proprio, diciamo così, scontata e dove succede assai di rado. E vorrei chiudere con questa riflessione anche. Vorrei dire, sì, tu dicevi non ci sono più le persone che si prendono cura, no? Cioè che si prendono cura, che hanno, i proprietari delle ville hanno i loro problemi da risolvere. Io vorrei dire che a questo punto proprio devono intervenire le istituzioni e devono intervenire in quella misura in cui quella forma di mecenatismo che negli anni ha fatto progredire la cultura, ha reso possibile la cultura, adesso diciamo si è un po', non mi piace dire fermata, però ha bisogno di supporto e quindi io credo che compito principale delle istituzioni, di tutte le istituzioni, di tutti coloro che hanno un incarico, sia quello di promuovere la cultura in tutte le sue forme. E compiti per casa. Agganciare l'ufficio scolastico regionale, mi pare di aver capito, per una presenza più forte, più immediata negli istituti per presentare gli ITS e poi insomma io penso per quanto ci sarò siamo a disposizione. Grazie ancora.